Al ritorno dalle vacanze la prima preoccupazione è il lavoro. La situazione, discussa al tavolo della riunione della Giunta del Veneto e descritta oggi a grandi linee a Palazzo Balbi, non è rosea. È vero infatti che i dati sull'economia segnalano una ripresa nella produzione industriale, aumentato ulteriormente nel secondo semestre dell'anno rispetto al primo, e nell'export, ora arrivato a più 1,6%, mentre l'anno scorso era a meno 22%. Ma la disoccupazione resta alta, al 5,6%. In più la cassa integrazione straordinaria è salita alle stelle con 55 milioni di ore autorizzate contro i 3 milioni e 600 mila del 2009. Questa è la nostra prima preoccupazione di fronte a 75.000 veneti che hanno perso il lavoro dall'inizio della crisi, quindi per noi la necessità di far fronte ai contenziosi collettivi, quindi ai licenziamenti, ma anche di guardare al futuro con positività. Proprio domani a Roma si terrà un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con i rappresentanti di Indesit, l'azienda di elettrodomestici di Refrontolo, con i sindacati e gli enti locali, e presto un tavolo anche per l'Agrimeca di Ceregnano. Speriamo di poter dire, mettere la parola fine su tutte queste partite, che significherebbe sostanzialmente auspicare che ci siano dei nuovi privati che affrontino queste nuove avventure, sia per Indesit che per Agrimeca. Per Porto Marghera invece si pensa ad altre soluzioni. C'è anche la proposta che è stata formulata in particolare dall'assessore al lavoro della provincia, che chiede giustamente l'attivazione di questo tavolo che permetterà a noi di portare Marghera come sito di interesse nazionale. C'è un decreto ministeriale del giugno 2010 che prevede dei finanziamenti. Questo significherà attirare finanziamenti ulteriori, far ripartire, ci auguriamo bene, l'occupazione e anche avere la garanzia delle casse integrazioni. E tra i lavoratori a rischio in questi giorni ci sono anche i colleghi del gruppo editoriale Polis, che in Veneto ha diversi quotidiani e decine di giornalisti e collaboratori da settimane in ferie forzate. E il pensiero non può che andare a loro, pensare che molti veneti perdono ancora il posto di lavoro, ma soprattutto che si sta spegnendo una voce del territorio, un'informazione libera, un'informazione che i veneti conoscevano e conoscono.